Eccoci ritornati in studio in diretta TV7 Match per parlare di questo, di questo disegno di legge Pillon, così come viene definito dal nome di chi appunto lo ha presentato, e cioè questo senatore della Lega Simone Pillon. È un disegno di legge che vuole, come dire, riformare la formula anche dell'affido condiviso, un disegno di legge che potrebbe, nelle intenzioni, come dire, cancellare l'assegno di mantenimento, ma anche introdurre la figura del mediatore familiare in caso di separazione con minori. Per arrivare poi a quella che viene definita la bigenitorialità perfetta, no? Con un affido veramente condiviso, quindi diciamo come dire, regolare, normare ulteriormente questa materia. Ma il punto interrogativo innanzitutto è: c'era bisogno di come dire, mettere mano a quella che è la normativa vigente? E su questo vorrei già iniziare a sentire le vostre opinioni. Inizierei dall'avvocata Gislon. Ecco, c'era la necessità, cioè la normativa è carente, quella attuale? Allora, la relazione con cui viene accompagnato questo disegno di legge, quando viene presentato per poi l'assegnazione alla Commissione Giustizia per lo studio, l'esame e quindi l'approvazione in sede redigente, che prevede che sia un pacchetto che viene discusso in Commissione e poi viene sottoposto al Senato e poi alla Camera, ma senza interlocuzione con le varie parti sociali, politiche e professionali. Nella relazione viene citato Jemolo e si dice che la famiglia è un'isola che deve essere solo lambita dalla normativa. Ed effettivamente la famiglia non solo è un'isola, ma come diceva Tolstoi, tutte le famiglie felici sono uguali, ma le famiglie infelici lo sono ognuna a modo suo. Quindi, a mio modesto parere, poi io qui ho una collega, perché io sono avvocata del centro antiviolenza da tanti anni, ma sono anche un avvocato civilista, lavoro nel mio studio e quindi so che forse mi potrà confortare la mia collega. Le norme in materia di famiglia sono state negli anni modificate, si è cercato di adeguarle ai mutamenti sociali che sono intervenuti, spesso lo ha fatto prima la giurisprudenza e poi il legislatore, ma soprattutto non si possono normare le famiglie in maniera così astringente, imponendo una rivoluzione copernicana, cioè trasformando quelle che erano eccezioni in regola e pretendendo di ricomprendere in questo tutto quello che c'è. Perché appunto ogni famiglia è diversa. Quindi, a mio parere, non solo a mio parere, infatti devo dire che la perplessità, le preoccupazioni sul disegno di legge sono trasversali, cioè riguardano sia parti politiche, parti sociali, professionali diverse tra loro, perché onestamente è un articolato che lascia molto perplessi gli operatori del diritto. Io francamente vi dico, per la mia esperienza, sia nel mio studio ma che nel centro antiviolenza, poi per il discorso poi sulla violenza contro le donne, questo disegno di legge è francamente inapplicabile, perché noi abbiamo la Convenzione di Istanbul che ci dice che non possiamo mediare con il partner violento, quindi già lì ci fermiamo. Quindi la risposta sostanzialmente è no. Perché noi leggi ne abbiamo fatte in questi anni anche di buone. La bigenitorialità perfetta non la potremo mai avere con una norma di legge, perché i primi attori sono i genitori. Quindi, premesso il fatto che ormai l'affidamento condiviso riguarda l'89% delle coppie che hanno dei figli e che si separano, non è dividendo come Re Salomone il bambino a metà che otterremo una serenità familiare. Dobbiamo impegnarci tutti perché dobbiamo cercare di dare equilibrio. Io non sto parlando dei casi di violenza, sto parlando in generale di quelle che sono le separazioni. Equilibrio a delle realtà che non hanno più quello precedente. Questa normativa e la mediazione imposta ha fallito in altri settori del diritto, direi molto meno soggetti a variabili così importanti e pesanti come quello del diritto di famiglia. Imporla qui non la vedo e quindi secondo me non c'era bisogno. Non ce n'era bisogno. Avvocata Lillo, cosa dice? Convengo in parte con la collega, nel senso che il diritto di famiglia è un settore in cui certo leggi, riforme, modifiche non mancavano e non mancano.
Però io in questo disegno di legge vedo degli spunti molto positivi. E questo perché la materia del diritto di famiglia è in evoluzione continua. Si tratta di diritti che poi coinvolgono quella che è la vita quotidiana di tutti e quindi è in continua evoluzione, per cui si fatica anche a trovare norme che riescono a star dietro a quella che è la quotidianità e le problematiche che sorgono nell'ambito familiare, anzi nell'ambito della crisi familiare, perché poi è a questo contesto che si dovrebbe applicare il disegno di legge. Di per sé poi l'esperienza del 2006 sull'affido condiviso è stata abbastanza fallimentare a livello di risultati, perché per quanto la norma esista, nella sua applicazione pratica non ha dato origine a situazioni effettive, ma diciamo che è rimasta poi nel limbo di quello che può essere una definizione teorica poco attanagliata alla realtà, per cui a mio avviso si può lavorare anche con l'introduzione di un disegno di legge che oltre a spunti positivi ha sicuramente delle criticità, però poteva servire, può servire. Certo, sentiamo i papà separati invece, Fabrizio Modar. Beh, si tratta di una legge che va, come dire, a prendere atto che non siamo nel 1950. La seconda guerra mondiale è finita da un po'. A quei tempi non c'era il divorzio e già dall'anno 2000 siamo più del 50% di matrimoni, sia civili che religiosi, finiscono in separazione. Sono passati non solo per questo, ma anche perché a quei tempi, tutto andando bene, c'era la famiglia Happy Days, c'era il papà che lavorava e la mamma medium che accudiva la casa. Oggi, vuoi perché i soldi non bastano con uno stipendio solo, vuoi perché le donne hanno deciso che anche loro sono protagoniste della società e quindi lavorano anche per avere la soddisfazione che c'è nel lavoro, ma senza fare un passo 70 anni indietro. Quando io ho iniziato il lavoro 45 anni fa in ospedale c'era ancora un po' il mito dell'infermiera che sposava il medico. Oggi io conosco soltanto donne medico che sposano infermieri. Quindi okay. Ecco, diciamo la società è cambiata, sono cambiati anche i ruoli. Negli anni 60 se veniva uno svedese a Venezia o a Verona e portava il passeggino con il suo figlio, veniva visto con due occhi così dai papà o comunque dagli uomini. Adesso un papà pretende di cambiare il pannolino al suo figlio, pretende di fargli da mangiare, di leggergli la favola prima di addormentarlo, cioè quindi, diciamo, i tempi sono cambiati e dovrebbe anche cambiare, diciamo, quello che è l'approccio nel momento in cui una coppia sfortunatamente decide di separarsi o arriva al divorzio e ci sono i figli, quindi secondo lei, diciamo, dovrebbe essere rivista quella che per tanti anni forse è stata un'ottica soprattutto indirizzata verso la madre. Un'ottica, no? Di anni 60 e direi maschilista, cioè e questa, quella che per me è un'ideologia, diciamo, no? Per cui, adesso non vorrei allargarmi, ma insomma islamica, maschilista quindi, cioè la donna non è neanche una donna, è una femmina che quindi da giovane sottostà al padre, da sposata sottostà al marito e nelle democrazie occidentali da separata sottostà allo Stato, che vede e provvede in quanto un essere inferiore. Cioè la Bonino, per dire, ad esempio, rifiuta le quote rosa, ma cioè, dove sarebbe, diciamo, la necessità di una donna di essere supportata in qualcosa se non nell'ideologia che è un essere inferiore, per cui ha bisogno della patria potestà o della marito potestà o dello Stato potestà, che poverina è incapace e quindi l'aiuto supplementare. Cioè
siamo ancora a idee quando la donna era la, come dire, la strega, quella che faceva venire la peste e tutti i mali del mondo, dove si prendeva sempre la donna come capo espiatorio per ogni cosa, per cui ogni scusa era buona per mettere attaccato un palo e accendere il cerino sotto. Non è così. Beh, è stata anche l'angelo del focolare poi, successivamente. No, no, in realtà diciamo ben chiaro, sono perfettamente d'accordo sul commento, perché la donna anche all'epoca di Roma e nelle varie vicissitudini era sempre messa da parte. Quel detto famoso, la botte piena o la moglie ubriaca, perché il marito, se trovava la moglie ubriaca, aveva il diritto di ucciderla senza essere giudicato poi. Quindi è rimasto ancora adesso detto... in certe zone del Pakistan, dell'Afghanistan. Sì, beh, sì, allora, una delle interpretazioni di questo atteggiamento maschilista è perché l'uomo era portato alla guerra e quindi era dominatore anche dell'economia di questa società, però solo nelle società stanziali. Nelle società invece che si muovono, tipo per esempio il popolo ebraico, piuttosto che il famoso Gengis Khan, no? Quindi i mongoli, la donna è il perno della società. Quindi non c'è paura della morte perché mia madre, questo succedeva, era corrente il pensiero dei mongoli, che non era una civiltà così arretrata come spesso si racconta, perché se oggi abbiamo la carta moneta la dobbiamo alla Gengis Khan, no? Che impone l'uso della carta invece che l'uso del metallo. Allora la madre era la produttrice e quella che sosteneva la tribù, era il punto di riferimento, e indipendentemente dal fatto che il figlio fosse di Gengis Khan o fosse di un altro, perché Gengis Khan fu catturato e messo in segregazione per anni, no? Poi fu liberato dalla sua stessa moglie, questo dà l'idea di un diverso tipo di rapporto tra le persone, riconobbe i figli che aveva avuto mentre lui era assente. Erano suoi figli perché lei era sua moglie. E questo spiega per esempio che lo stupro etnico, che è una cosa terribile, ma è terribile culturalmente terribile, nei mongoli questo non avveniva. L'importante era che la madre desse al mondo un altro giovane. E questa visione naturalmente comportava un certo tipo di aggregazione familiare che è diversa invece da quella nostra. E naturalmente quello che dico sempre, che forse la famiglia ha perso il senso di una volta, ma anche perché a scuola non si parla sufficientemente della famiglia ed è un certo tipo di aggregazione familiare, e quindi il giovane, io vedo che alcune scuole lo stanno facendo, cioè al bambino che entra a scuola gli fanno portare le fotografie di famiglia, le fotografie dei nonni, degli zii, eccetera, quindi cercano di creare un'integrazione mentale, perché poi la separazione tra due individui che hanno giurato di stare assieme è soltanto una questione neuronale, non è una questione fisica. Poi ci sono tanti accadimenti che possono creare e stuzzicare questa separazione. Ma se uno crede che quando ha dato la parola la mantiene, allora ha il coraggio anche di superare determinate situazioni che altrimenti diventano banalmente drammatiche. Cioè spesso io vedo questi giovani che sono separati, ma non sanno neanche perché. E magari si sono sposati, ho conosciuto gente che si è sposata da 1 anno, 6 mesi, 2 anni, avevano fatto 3 anni di convivenza, poi si erano sposati e si sono separati. Ecco, questo è un fenomeno che va capito, perché io credo che innanzitutto avvenga la cultura.
E chiaramente la posizione della donna è cambiata, ma è cambiata soprattutto dopo la prima e la seconda guerra mondiale. Perché la donna, quando fa la madre, non lavora, e invece lavora. E tanto anche. È un lavoro splendido, ma non è il lavoro in senso negativo, ma è un lavoro di dedizione che, se lo fa bene, crea un futuro alla società. E quindi va valorizzato questo lavoro. E c'era una tendenza negli anni 70-80 di dire: la donna ha una funzione fondamentale della società, se no c'è la disgregazione. E ho avuto il tempo, vista l'età che ho, di vederlo. E quindi bisogna tornare alla cultura. Se io apprezzo il mio partner, riesco. E se io non sono aggressivo nei confronti del mio partner, forse sono gratificato. E un certo tipo di revanchismo della donna va giustamente inquadrato, non limitato, anzi lasciato spazio, però se la donna ha un lavoro importante come quello di avere dei figli, non può essere superato invece dal lavoro normale, perché la donna si sta mascolinizzando. Quello che io ho sempre sperato e difficilmente sono riuscito a farmi capire da molte signore è che se noi riuscissimo a femminilizzare, non in senso negativo, in senso positivo, la società e integrarla e dare valore alla donna, allora riusciremo a fare quel salto che altrimenti non riusciamo a capire. Quanto a quello che lei diceva poi, è vero che la figlia è soggetta al padre, successivamente è soggetta al marito e successivamente è soggetta allo Stato. Perché nella tradizione famosa, dove il padre tiene per mano la figlia, la porta in chiesa e la affida al marito, nella tradizione medievale la donna non è in grado di intendere e di volere, quindi io ti tengo per mano e poi senza soluzione di continuità l'affido a tuo marito che lui ti porterà perché non sei in grado di intendere e di volere. Oggi fortunatamente abbiamo superato questo preconcetto e siamo diventati un po' più mongoli. Cosa dice dottor Miotti? Quanto siamo cambiati, quanto è cambiata la coppia? Se ha qualcosa da integrare o contrastare quello che ho detto. Ma guardi, ci sono una serie di anniversari, no? L'anniversario del 68, l'introduzione ai 50 anni della pillola. Ieri sera sono stato a una conferenza e mi hanno portato a dibattere su questa questione e la rivoluzione sessuale che c'è stata poi in questo senso. Allora possiamo dire che il 68, l'introduzione della pillola, ha portato alla distruzione della famiglia tradizionale. Sicuramente ci sono stati dei cambiamenti, un approccio al sesso più libero, dove era svincolato per esempio dalla procreazione e quindi la donna ma anche l'uomo potevano poi gestirsi sessualmente in maniera diversa. La sperimentazione della coppia aperta che poi è fallita, no? Quindi sicuramente ci sono stati degli impulsi e la società è cambiata. Ultimamente c'è stata un'altra rivoluzione, per esempio l'avvento dei social hanno anche cambiato la modalità con le quali le persone si incontrano, anche la comunicazione che ne deriva, il fatto che io posso a qualsiasi ora del giorno e della notte mettermi in contatto con le persone, entrare nell'intimità delle persone. E anche l'uso per esempio della pornografia che ha cambiato, non c'ho più bisogno per eccitarmi di incontrare un altro reale perché lo posso trovare in una dimensione virtuale. Ecco, quindi mi trovo assolutamente d'accordo. C'è un aspetto culturale, c'è una disaffezione per esempio al matrimonio. Ormai sento alcuni amici preti dicono ma ormai non si sposa più nessuno, è un avvenimento, no? È come quando si fa un prete, più o meno anche il matrimonio sta assumendo queste dimensioni qui.
E sicuramente, a furia di dire che il matrimonio è una gabbia, no? Pensiamo a quando uno si sposa per le strade, scrivono fermati, ma a furia di dire questo c'è una profezia che si autoavvera, cioè non si crede che quello è un'esperienza invece di crescita. Poco fa ero a una conferenza e cito Claudio Pagliara, che è un medico. Lui diceva che è l'amore che combatte anche le malattie oncologiche, no? Ha detto qualcosa di strabiliante per un medico. Gli ho detto ti iscriviamo all'albo degli psicologi, seduta a stante, insomma, cioè, abbiamo trovato veramente qualcosa di interessante. Quindi forse dovremmo riflettere e fare una riflessione culturale su ciò che è essenziale, credo che sia importante. Certo, sta di fatto che però quelli che si sposano, per il 60% poi i matrimoni finiscono in una separazione o in un divorzio e purtroppo poi succede che nelle coppie ci sia anche chi appunto utilizza i figli come mezzo di ricatto, e qui entra in gioco ovviamente la normativa, perché se i due coniugi non si mettono d'accordo bisogna andare necessariamente alla fase, diciamo così, per vie legali. Questo disegno di legge vorrebbe introdurre il mediatore familiare. Allora, Geslon, è una figura, anche questa, una figura necessaria? Il primo incontro sarebbe gratuito, poi gli altri a pagamento. Crea delle discriminazioni? Ci sono problemi? Allora, io prima devo fare una sottolineatura, perché forse sono in disaccordo praticamente con tutto quello che ho sentito, ma per formazione mia personale e per esperienza di 30 anni sul campo. Allora, intanto non so se avete notato che siamo finiti a parlare delle donne, della storia delle donne, dei pregiudizi sulle donne, di quello che è successo alle donne. E quindi un successo l'ha avuto questo disegno di legge, insieme ad altre iniziative. Abbiamo ritirato in ballo la pillola, cioè stiamo rivedendo tutte le conquiste delle donne e lo stiamo facendo parlando di un disegno di legge che è stato speso come un disegno di legge a favore dei minori, ma questo, come dicono gli psicologi, è un disegno adultocentrico che forse porta delle rivendicazioni di pochi a scapito della storia di molti, perché anche questa parola ricatto, cioè le persone sono molto più mature di come vengono dipinte, ma vige sempre la regola della maggioranza silenziosa, cioè fa più notizia un caso eclatante di altri 1000 casi di genitori bravissimi che si sono messi d'accordo e che si aiutano. Che sono la maggioranza. Che sono la maggioranza. Così come, mi dispiace dirlo, ci saranno molte donne medico, ma purtroppo l'occupazione femminile è al 49%, l'occupazione maschile è al 67%, e a parità di posizioni il reddito maschile è di un 23% in più di quello femminile. Io ragiono con i dati. E purtroppo, mi dispiace ancora dirlo, per ragioni fisiologiche e culturali la violenza agita è del maschio nei confronti della femmina e spesso davanti ai figli. Quindi questo quadro ci terrei che fosse chiaro. Io non condivido questa cosa. Le donne streghe appartengono, se sono mai esistite, al passato. Le donne hanno battagliato per arrivare a certe cose, e non significa essere femministe. Non significa, perché molte battaglie delle donne, e anche questa che stiamo facendo adesso, sono fatte per la famiglia. Una famiglia che deve comunque tener conto che anche le donne hanno delle identità personali. Detto questo, questo doveva essere un disegno di legge sui figli, no? Doveva aiutare i genitori a essere più genitori. Allora parliamo del mediatore, curioso esempio di disegno di legge che inizia con l'istituzione di 2 figure professionali, di 2 nuovi albi, mediatore e coordinatore genitoriale. Disegno di legge che si conclude, scritto bello grande l'ultimo articolo, non c'è nessuna necessità di copertura finanziaria, perché lo Stato vi dice cosa dovete fare, ma non vi aiuta a farlo. Allora noi sappiamo che uno dei più grossi problemi nella gestione delle separazioni e della gestione delle famiglie è quello economico, perché il più delle volte purtroppo questo è il dato di fatto. Allora, il mediatore obbligatorio.
Secondo voi, a parte che di recente abbiamo introdotto la negoziazione assistita anche per le separazioni e i divorzi, a parte che noi avvocati francamente ci spendiamo molto perché non si arrivi ad uno scontro giudiziario, a parte che a loro volta anche i giudici insomma cercano di... Ma se due persone, nonostante tutto quello che c'è stato prima, non riescono e le costringiamo ad andare da un mediatore, ma una mediazione obbligatoria, adesso c'è uno psicologo che meglio di me può aiutarci, non mi convince molto. Non mi convince molto e crea delle difficoltà economiche ulteriori, perché vi ricordo che nel disegno di legge la mediazione è prevista come condizione di procedibilità del ricorso, cioè vuol dire che se io non l'ho attivata, poi il primo incontro è gratuito, bene, troveremo dei mediatori che faranno il primo incontro gratuito, gli altri li devono pagare i genitori. Se poi non va bene comunque dovranno fare ricorso giudiziale. Noi avvocati possiamo partecipare alla mediazione, però possono anche decidere che dobbiamo stare fuori, poi ci devono riraccontare tutto, cioè credetemi, io mi sono proprio immaginata alcuni casi concreti, reali, che capitano nei nostri studi e ho pensato che queste persone non sarebbero mai riuscite a separarsi. Secondo voi rendere più difficile il percorso renderà più facile gestire i figli di questi signori? Io non credo, e non credo che per legge dire che il 50% del tempo devono stare col papà, scusate, il 50% con la mamma sia una garanzia di bigenitorialità, ma non credo che non la vogliano né le mamme né i papà, perché comunque ci sono, e poi le esigenze di questi bambini, è una regola che vale per tutte le età, cioè capite cosa intendo? È un disegno di legge che dal mio punto di vista è tra virgolette pericoloso, perché veramente pur con delle buone intenzioni, voglio anche riconoscerle, ma francamente non avrà gli esiti sperati. Un mantenimento diretto, quando noi avvocati quotidianamente combattiamo con la suddivisione delle spese straordinarie, cioè avete presente cosa vorrà dire? Purtroppo se le persone vanno d'accordo, le regole bastano poche, se le persone non vanno d'accordo e le regole sono tante, litigheranno sempre di più, ci vuole del buon senso. Certo, abbiamo un telespettatore che vuole intervenire. Buonasera, il suo nome, da dove chiama? Buonasera, io chiamo da Vicenza. Prego. Comune di Londare. Il suo nome? Come si chiama? Roberto. Roberto, prego Roberto. Io vorrei forse intervenire non su quello che state dicendo a voi, però un'altra cosa. Io sono veneto, sono nato a Vicenza. Io sono un commerciante da 60 anni. Quindi mi domando cosa voi politici fate per i commercianti, perché i commercianti stanno soffrendo molto, hanno sempre pagato le tasse, sono tartassati, ci facciamo su le maniche, che siamo senza maniche ormai. Io vorrei che uno di voi, se ha non so come esprimerli, la bacchetta magica, questi centri commerciali che nascono come i funghi, cosa pensate di fare? Signor Roberto, abbiamo capito, diciamo così, qual è la sua intenzione. È un argomento importante, lo prenderemo in considerazione nelle prossime trasmissioni. Abbia pazienza, perché qui purtroppo c'è una crisi comunque anche dei grandi supermercati e degli altri centri commerciali, perché evidentemente c'è un altro mercato che si sta aprendo, che è quello della rete, e quindi diciamo che purtroppo o si creano delle regole per cui dobbiamo difendere un certo tipo di economia, oppure stiamo distruggendo tutto, lasciando una eccessiva libertà soprattutto da chi soldi ne ha, come le multinazionali, e quindi è più facile che un commerciante come il signor Roberto ha fatto ci presenta una situazione drammatica, e quindi la affronteremo nelle prossime trasmissioni. Certo, grazie. Adesso, comunque. Grazie dell'intervento e proseguiamo. Sì, in effetti c'è un problema
dell'interpretazione di questa legge vorrebbe correggere delle situazioni, no? Perché c'è una disparità di trattamento sia nei confronti della donna sia nei confronti dell'uomo, naturalmente, perché la donna in qualche maniera viene emarginata in una certa maniera, ma anche l'uomo, il padre di famiglia che non riesce per esempio a poter mantenere un contatto diretto con i figli indipendentemente dai casi estremi. Questo è un'esigenza fondamentale non solo per il padre di famiglia ma anche per i figli. Un figlio deve avere un concetto del padre, deve esserci nella sua mente un padre, come nella sua mente c'è una madre. È più facile per la madre riuscire a entrare diciamo, nella psicologia del bambino, per il padre è più difficile. Quindi come psicologo, qual è la carenza in questo tipo di rottura di un rapporto matrimoniale che naturalmente crea dei problemi ad ambedue? Sì, allora chiaramente quando c'è una rottura matrimoniale e una sofferenza, se noi pensiamo poi quando ci sono i figli è ancora maggiore. Allora, anche la posizione degli psicologi non è favorevole a questa legge, perché, come diceva l'avvocato prima, è adultocentrico. E mi spiego, io credo che talvolta non si chiede semplicemente a un bambino cosa intende fare, e questo non è tenuto conto neanche dai giudici. Quando io mi sento parlare di alienazione parentale, che non esiste perché non è scientifica, e qualche mio collega dice ma l'ha detto il giudice, io ho dovuto dire pubblicamente non è mica il padre in terra, questo qui non è mica Dio Padre che dice questo, quindi cerchiamo di uscire da questa logica. Però ecco, per esempio noi non possiamo, per esempio per il tempo, non possiamo spartirci il tempo come ci spartiamo i CD quando ci separiamo. Il bambino è un essere umano unico che è ancora in divenire, ma è essenzialmente un essere umano, e quindi forse dovremmo adattare anche il processo di separazione che riesca a capire le istanze del bambino. Non possiamo, chiaro che il legislatore deve tagliare con l'accetta, deve dire ai 14 anni puoi esprimere un consenso, a 18 se ne può andare, però bisogna eventualmente creare delle situazioni per valutare di caso in caso. È vero che poi questa legge ha cioè questa riflessione, questa proposta cerca anche di porre l'attenzione sul fatto che entrambi i genitori devono partecipare e devono continuare a essere genitori, però va sempre salvaguardato il diritto del bambino e anche capire in che fase è il bambino, no? Tu devi prendere e andare come un pacco di qua e di là. Ma non pensa che questa cultura genitoriale non ha radici, e quel genitore quando era bambino non gli è stato spiegato la funzione fondamentale, quindi diciamo, chiamiamola la scuola, la società, la famiglia stessa non è riuscita a far capire al bambino che diventerà poi adulto la necessità di coesistere, di tenere integrato il figlio sia dalla madre che dal padre. Questo è il punto. Sì. Sì, sicuramente se uno non respira, non ha interiorizzato un certo modello, non lo può neanche proporre. Il modello adesso è io ho diritto, io ho bisogno, questo è il modello di riferimento. E qui dobbiamo educarci invece a una maggiore empatia di cosa è veramente importante per l'altro e soprattutto per chi non si può difendere. Certo, l'idea che anch'io devo avere un diritto quando mi separo rispetto ai figli, questo è un diritto, ma che è sempre un attimo dopo rispetto al bene del bambino. E questo io ho in mente un amico che per anni non ha visto la figlia, ma che poi ha goduto della figlia in un secondo momento, perché ha saputo attendere il momento migliore. Ecco, i figli di queste famiglie separate
che famiglia creeranno a loro volta? Perché questa è una cultura che poi... Beh, guardi, a volte è una famiglia più serena, perché comunque i bambini, e qui mi rivolgo sempre allo psicologo, perché ovviamente il lavoro poi, nella materia del diritto di famiglia, il lavoro si fa in rete, soprattutto quando ci sono dei minori. Famiglie più serene perché il bambino introita un modello comportamentale, e non è vero che due genitori che stanno insieme tutto il giorno litigano, hanno comportamenti di offesa o di attacco l'uno dell'altro, diano un modello affettivo maggiore. Quindi, sinceramente, poi io mi stupisco un po', forse perché noi lavoriamo con le coppie, cioè io le famiglie che vedo, ma al di là, ribadisco, dei casi di violenza, e nei casi di violenza nessuno potrà dirmi che possiamo obbligare una donna o un uomo, ma purtroppo la violenza è sulle donne, le percentuali non le faccio io, sono all'evidenza, noi vediamo 800 donne all'anno nel centro, ecco, non tutte violenze gravi, ma sono sempre violenze. Certo, ricordiamo tra l'altro che la prossima settimana c'è la ricorrenza. Violenze agite davanti ai minori. E il concetto di violenza assistita finalmente è stato introdotto con la legge cosiddetta sul femminicidio come aggravante, ma finalmente abbiamo fatto passare questo concetto, perché io credo che sia condivisibile pensare che un bambino che assiste a scene violente introita una violenza, anche se non agita su di lui, ma comunque che ha degli esiti. Chiudendo questo e limitandoci alla normalità, lasciamo stare le patologie di famiglia in cui c'è violenza, ma normalmente i genitori, i padri e le madri, io vedo che fanno dei gran lavori per mantenere una genitorialità condivisa. Fra l'altro i minori, e questo è un punto interessante e che è sempre in maggiore evoluzione, vengono ascoltati, perché già adesso non serviva il disegno di legge Pillon per dire che i ragazzini a 12 anni vengono sentiti. A volte, se sono ritenuti maturi, sono sentiti anche prima, però le assicuro che io spesse volte faccio le diffide ai papà perché li vengano a prendere. Molto meno faccio le diffide adesso, negli anni moderni, alle mamme, perché la cultura va di pari passo, cioè c'è la cultura del papà e c'è la cultura della mamma, e le donne di adesso non sono quelle che vedevo quando ho iniziato la professione 30 anni fa, dove c'era indubbiamente uno squilibrio, no? Perché era frutto di quella cultura che richiamava lei, quindi la mamma sa stare con i bambini, quindi i bambini, la casa, i soldi si danno alla mamma. Non va bene, e non va mai bene mortificare nessuno dei due genitori, perché sono un modello comportamentale per i bambini. Però io condivido molto, a volte scriviamo fiumi di inchiostro, stiamo lì e basterebbe sentirli, ma è ovvio che dopo va considerato quello che dice un minore, perché il bambino viene sentito con delle modalità che non sono quelle vuoi più bene alla mamma o vuoi più bene al papà, è intuitivo. Però se poi lei legge anche i verbali quando vengono ascoltati i bambini, che cosa chiedono sti bambini? Di star tranquilli fondamentalmente. Guardi, chiedono quello, chiedono quello. Per cui veramente, cioè, la cosa che colpisce me di questo disegno di legge è che è quasi punitivo. E infatti abbiamo iniziato parlando di donne che è quasi punitivo, ma in realtà io non vedo dove ci sia da punire, se non considerare che appunto certe cose che sono previste qui, per il mio parere, per la mia esperienza, creeranno solo più conflittualità di coppia. Mi conforta. Anche l'Associazione Nazionale Psicologi, che ha chiesto l'audizione al Senato e ha presentato quel documento unitario, cioè lo sottolinea. Cioè, sentiamo anche l'avvocata Lillo cosa dice. Ma ci sono molti anche i papà separati. Ci sono veramente molti spunti di discussione, e ora, per quello che riguarda l'esperienza poi nei tribunali, la prima cosa che mi viene in mente, sentendo anche la collega, è che spesso poi, e qui forse anche il grosso limite della legge, ma di tutte le leggi, come appunto diceva anche l'avvocato Gislon, nei tribunali poi, a prescindere da quelle che possono essere le valutazioni del giudice e le disposizioni dei provvedimenti presidenziali o delle sentenze poi, il problema fondamentale è che innanzitutto spesso non si tiene conto di quella che è l'effettiva situazione della donna, vuoi per cultura, vuoi perché anche se siamo evoluti rispetto a quella che poteva essere una cultura che prevedeva la donna sotto la patria potestà o via dicendo, comunque nella maggior parte dei casi è la donna che è priva di reddito, quindi sussiste una debolezza economica da quel punto di vista, e in questa legge quindi resta e rimane
il soggetto debole, e quindi anche qui a mio avviso poi sarà difficile andare a parlare di mantenimento diretto, e comunque anche difficile accertarlo, perché poi la donna effettivamente magari lavora meno dell'uomo perché ha incombenze domestiche che l'uomo oggettivamente nella maggior parte dei casi non ha, e anche questo per cultura, ma comunque nella maggior parte dei casi che ho seguito oggettivamente è la donna, oppure lavora avendo cura di quelli che sono i propri cari. Sono tantissime le donne che hanno rinunciato poi alla carriera personale per rimanere in casa, per seguire un genitore anziano, per seguire un suocero o una suocera malata. Anche in questo caso poi si tiene conto poco di questo aspetto. Non da ultimo sono le donne poi che fungono da tassista per i figli. Io qui forse parlo da mamma più che da professionista, ma sono sempre le mamme che si trovano in piscina a danza piuttosto che, e che fanno gli incastri per poi tornare in ufficio, in studio o quant'altro, e anche questa è una valutazione economica che poi nei provvedimenti non se ne tiene, sono completamente privi, sono avulsi da quella che è la quotidianità e la realtà di questo. Per cui, per riallacciarmi anche a quello che è il disegno di legge, qui sorge, quando si parla di mantenimento diretto, un grosso problema, perché poi magari resta scritto sulla carta, ma poi nel concreto come lo attuiamo, lo poniamo in essere, nel concreto come si può andare ad accertare quella che è l'effettiva situazione lavorativa della mamma e del papà, può diventare problematico, e qui vedo una forte criticità io del disegno di legge. Invece mi sento più propensa a valutare positivamente la figura del mediatore e del coordinatore familiare, innanzitutto perché è un contesto dove anche i minori, i figli possono trovare spazio. È vero che la legge è adultocentrica, questo è un dato quasi di fatto, ma perché secondo me la separazione è una questione tra due adulti che non smettono di essere genitori. Infatti è qui che poi la mediazione può trovare spazio. È uno strumento in più che può servire per appunto per dare spazio a queste figure che poi nel processo vengono ascoltate di meno, e perché offre un'opportunità in più di confronto reale e di importanza a soggetti che nel processo non entrano solitamente, perché il processo nel tentativo, diciamo tra virgolette, di trovare poi quella che è una conciliazione, appunto una mediazione nella coppia. Esatto. Che, ricordiamo, stiamo parlando di coppie che non hanno una separazione o verso un divorzio consensuale. Esatto, quindi al di fuori di quello che può essere il processo con altri soggetti. Poi se non funziona resta la tutela comunque processuale, che non è da sottovalutare. Ecco Moda, allora il mediatore, il mantenimento condiviso, chiamiamolo così, la parità di tempo, secondo lei sono necessari? Beh, il mediatore è quasi, diciamo, un appendice della legge. La legge, l'obiettivo della legge è quello di dare pari dignità ai genitori, cioè di togliere questi orfani funzionali di papà, orfani di papà vivo soprattutto, qualche volta anche di mamma, perché l'alienazione parentale, che nel DSM quinto chi la nega è fuori dalla scienza, diciamo, è come se un medico negasse l'influenza, insomma. Si tratta di dare un papà ed una mamma a dei figli, e questo sarebbe una visione adultocentrica. Sono dei figli che vedono il papà 1, 2, 3 volte al mese, e questo dovrebbe introiettare la figura paterna. Un figlio o una figlia dovrebbe introiettare la figura paterna vedendoli 1, 2, 3 volte al mese. Ma se non è importante il tempo, è importante la qualità, e perché non lo facciamo ai papà 27 giorni al mese, alle mamme diamo 3 giorni? Beh, spesso perché quando lo proponiamo io non l'ho mai interrotta, Sì, e ne ha parlato per parecchio. Tra l'altro lei ha sempre iniziato i discorsi con la violenza femminile. Beh, parliamo anche dell'euro, allora, parliamo dei commercianti, tutte cose validissime. Cosa c'entra la bigenitorialità con la violenza, diciamo, domestica? Chi fa violenza domestica finisce in galera,
Punto. Io ho 3 amiche che hanno subito violenza. Uno di questi sicuramente è finito in galera. Conosco anche diversi papà che subiscono o hanno subito violenza. Tanti stanno zitti, neanche lo dicono. E un papà separato, la moglie lo ha così malmenato che la moglie poi ha preso 22 mesi di galera. Non si è fatto neanche un giorno, e vabbè, chi vuole mandare in galera una persona? Se fosse stato viceversa sarebbe finito però. Però, tanto per dire, la casa coniugale di proprietà del marito, totale del marito, è finita alla mamma. Si è tenuti i figli alla mamma. Cioè il giudice comunque ha dato i figli alla mamma, la casa coniugale alla mamma, questo papà, cornuto e mazziato potremmo dire, è finito a dormire dai genitori. Già fortunato perché la maggior parte finisce alla Caritas. 2-3 papà su 10 alla Caritas sono papà separati, 2-3 italiani su 10 sono papà separati, tanto per dire, no? Sì, beh, questo è un fenomeno sicuramente riconosciuto. Pur avendo questa moglie, diciamo questa donna, una casa di sua proprietà a 1 chilometro di distanza. Questo è normalissimo, cioè ai papà separati questa cosa qui è pane quotidiano. E si tratta di centinaia di migliaia di questi casi. Centinaia di migliaia, con circa 200 papà che si suicidano ogni anno, ciascun anno 200, perché non riescono a vedere i propri figli. Ma no, li vedono 3-4 giorni al mese. Niente, zero. Ma non perché sono violenti o sono pedofili o sono... perché mamma non vuole. Mamma non vuole. Punto. 10 anni di processi per vederli 1-2 giorni alla settimana. 10 anni di processi. Cioè non può essere la mediazione familiare il punto critico di questa cosa qui. Che secondo me... cioè, potrebbe anche non esserci, cioè non la vedo, diciamo, una cosa molto interessante, molto importante. Probabilmente così, la mia opinione è che possono averla messa un po' per tentare di ridurre il contenzioso, perché appunto metà matrimoni finiscono in separazione, di questi 1 su 5 finisce in tribunali, i tribunali sono intasati di cause di famiglia e quindi si tenta, diciamo, con un professionista terzo di... così levare un po' di lavoro ai tribunali, che giustamente non è che, voglio dire, il ragazzo dove va, il classico o scientifico, ci vuole un giudice per stabilirlo. Cioè non è possibile, insomma, non è possibile che in questo caso, fermo restando la legge attuale, un papà per poter dire una parola sull'educazione del proprio figlio, su quello che fa o non deve fare, debba prendersi un avvocato e andare in tribunale. Lì lo succede così? È così che succede? Beh, allora, Le sono non si capitati può casi, generalizzare, certo ci sono casi così, ci sono casi anche di padri condannati a pagare quasi quanto percepiscono di stipendio, perché vige anche una presunzione che se uno magari è lavoratore autonomo possa celare in qualche maniera i redditi. Non dovrebbe, ma spesso accade anche questo, e qui posso convenire che non sia equo e non sia neanche nell'interesse del minore che il bambino non veda uno dei 2 genitori. Però le dico, il rischio a mio avviso è di far andare di pari passo quello che può essere l'aspetto economico con l'aspetto affettivo, perché questo può essere un rischio. Mi spiego, si cerca di nascondersi dietro al fatto che non si vede il figlio per non pagare l'assegno, perché per facendo una proporzione in 10 separazioni in cui magari è il padre a dover versare un assegno di mantenimento, attualmente parlo della situazione attuale ovviamente, ce n'è uno che lo versa e altri 9 che sono uccelli di bosco che non si trovano, che magari non hanno neanche la possibilità di avere un datore di lavoro dove recuperare i soldi del mantenimento, quindi bisogna tener conto anche di questa situazione. E poi secondo me anche di chi trova la scusante di dire tengo i figli tanti giorni quanti li tiene la madre,
per cui non verso nessun assegno di mantenimento alla madre, lo mantengo direttamente. Certo, quindi quella esatto, resta il problema di che cosa fa la madre se non ha redditi equipollenti a quelli che possono essere il marito. È pur vero che il disegno di legge parla di valutare la capacità reddituale, però anche lì diventa poi arduo processualmente riscontrare. Un attimo solo, vediamo, non dimentichiamo che i papà che subiscono la separazione, a Vicenza ci sono circa 20-25 ogni anno che si rivolgono alla nostra associazione Papà Separati Onlus di Milano a Vicenza, sezione di Vicenza. Però scusi, la perequazione diciamo dell'assegno di mantenimento del coniuge più economicamente più svantaggiato non è intaccata da questa legge. Sì, perché la legge... Perché parlare di questo se questo non è contemplato dalla legge? Certo. La legge non mette in discussione l'attuale assegno di perequazione, non lo sfiora minimamente. Sa cosa ho pensato? Perché ho sentito altri interventi di questo genere. Siccome diciamo, parlare dell'assegno di mantenimento per diciamo, il coniuge più debole, che qui è sempre visto come la donna, ma insomma di cosa parliamo? Io ho quasi solo diciamo, responsabili medici donne e ho trovato in tribunale solo donne giudici. Da cosa sono sposate queste qua? Solo con Rockefeller, che sarebbe la parte più debole, non lo so, ma a parte questo, diciamo, quindi è un retaggio storico, l'assegno di perequazione continuerà ad esserci. Qui si parla dell'assegno di mantenimento, non della moglie, che non c'entra niente, che non cambierà. Cioè, quello relativo al figlio. Cioè, attualmente c'è un caso in associazione dove un papà versava quasi 700 euro, 669 euro al mese per i 2 figli. Poi ha avuto lui l'affido da parte del giudice perché, vabbè, è un caso, diciamo, di alienazione parentale straordinario, e per i stessi figli ha avuto dal giudice 250 euro. La casa, proprietà della moglie ovviamente, è continuata a stare sulla casa coniugale, cioè infermiere e infermiera, 1600 euro, 1600 euro. Attualmente cosa succede? Succede che con 2 figli la moglie o ex moglie praticamente si prende i 2 bambini, la casa coniugale, si prende l'automobile se ce n'è una sola, se sono 2 si prende la migliore ovviamente, e si prende dai 900 ai 1000 euro soltanto per il mantenimento dei figli perché hanno lo stesso stipendio. La moglie vive nella sua casa a 2.600 euro e il marito con 600 euro dovrebbe farsi il mutuo, spesso pagare il mutuo della casa dove non vive più, certo, cioè, beh, questi pagare sono 10 anni di avvocato e chiaramente va alla Caritas con un stipendio da 1600 euro. Caritas, sono ai genitori. Se queste sono le sue esperienze dovrebbe favorirla la qualche centinaio, mediazione, no? Qualche centinaio. Appunto dovrebbe favorire lo strumento della mediazione, allora, no? Sì, io non sono contrario, dico che è secondario semplicemente rispetto agli obiettivi della legge. Io non sono contrario, cioè nel senso che non lo ritengo un punto così essenziale da farne chissà che... Certo. Sentiamo Gislone. Allora, volevo fare una precisazione, un chiarimento. Io oggi sono qui come avvocata del Centro Veneto Progetti Donna, perché la violenza sulle donne entra in gioco con questo disegno di legge in maniera prorompente, nel senso che se una donna subisce violenza e quindi non può essere costretta a fare una mediazione, se la mediazione è condizione di procedibilità per la separazione, non può fare la separazione, il che è evidente non potrà essere, ma soprattutto perché le tempistiche che prevede questo disegno di legge mal si concentrano con le necessità che abbiamo. Poi i casi particolari succedono sia da una parte che dall'altra, i numeri poi bisognerebbe verificarli e rappresentarli. L'assegno di mantenimento viene toccato da questo disegno di legge, può essere un aspetto marginale o meno, perché lo dice, mantenimento diretto, ma è la forma che viene toccata, cioè che non viene più prevista una quantità ma una proporzione di concorso nel mantenimento che deve essere determinata nel piano genitoriale con una suddivisione di spese per percentuali, per quello che ci è dato di capire, il che a nostro modesto parere già abbiamo problemi quando c'è una somma stabilita che poi non viene corrisposta, ma questo può valere a parti inverse. Fra l'altro
diceva giustamente, è sempre più una prassi anche quella dei tribunali di rivalutare il collocamento prevalente con la madre o con il padre a seconda dell'età dei figli. È per questo che anche l'osservazione può andare bene per tutti i bambini da 0 a 25, perché poi a 25 cessa magicamente. Ecco, solo questa precisazione. Certo. Sì, ma però anche questa cosa qui non è toccata, cioè voglio dire, è un articolo di legge, di questa legge Pillon, è scritto in maniera cubitale, se c'è violenza, i figli all'altro genitore, punto. Se c'è violenza, figli all'altro genitore, punto. Cioè, dove serve il problema di questa legge? Questa legge, semmai, per questo, diciamo, timore dell'autoressa, è un punto a suo favore e ritengo anche giusto. Beh, il problema cioè, è questo caso che ho portato prima, questo papà che ha subito violenza e gli è stato dato 22 mesi alla coniuge, i figli e il papà, punto. Se c'è il papà che picchia la mamma, i figli e la mamma, appunto, il papà in galera. Però magari se sono 22 mesi di galera, 22 mesi ad entrambi, perché a uno sì all'altro no? Questa discriminazione sessuale, insomma, no? Sentiamo anche il genere. No, il problema che mi viene in mente, ma sicuramente l'avvocato Gislon è più ferrata della sottoscritta, è che spesso la violenza è sommersa, quindi non è detto che venga sì, ma comunque la legge in realtà non dice allora, la legge poi ha un disegno, scusate, parlate di legge, ma è un disegno di legge. Il disegno di legge poi ha un vulnus, secondo me, proprio questa però è più una cosa tecnica. Quando dice che vuole limitare l'ingerenza esterna nella regolamentazione dei rapporti, poi alla fine però nelle norme da cui fa riferimento il dottore inserisce una discrezionalità del giudice e anche in merito a una sindrome che scientificamente non è accertata, che va a discapito sia del papà che della mamma, e addirittura questo disegno di legge prevede una cosa che non è prevista finora, cioè l'affido endofamiliare, cioè dice a un certo punto, sai cosa, se non ce la facciamo proprio perché no questo, no l'altro, e noi li affidiamo per un massimo di 2 anni al di fuori della famiglia. Etero. Sì, l'affido endofamiliare, c'è un'altra. Mentre invece adesso i tribunali spesse volte, quando c'è un conflitto grosso in casi di affidamento condiviso, affidano ai servizi, che non significa che il bambino va a stare dai servizi, ma semplicemente che le decisioni di potestà vengono prese. La situazione della violenza non è tanto che se uno fa violenza va con uno, va con l'altro, è che la violenza ha un procedimento, ha un iter, un excursus che non può aspettare dei tempi di mediazione, come diceva la collega. Ma la violenza, il giudice non è più la mediazione, cioè la violenza è un fatto penale. È immediata, insomma, ma non qualche mese, così, ma è immediata, non c'entra il mediatore in caso di violenza, non è che il mediatore entra, diciamo, in azione se c'è l'inazione, se c'è violenza, se c'è un'uccisione, entra, diciamo, è di pertinenza del giudice questo, non del mediatore. Sì. Il mediatore dice, ragazzi, c'è un piano genitoriale da fare, vediamo di attuarlo, è punto e fine. Però io vorrei così, certo. se mi consentite, noi dobbiamo cercare di preparare le coppie e di sgonfiare la conflittualità, perché idealmente io auspicherei, e lo vediamo molte volte, che poi il genitore favorisce la relazione con l'uno o con l'altro, però non possiamo pensare che all'inizio di una separazione ci sia tutta questa disponibilità, è fuori di senno, cioè c'è una rabbia che deve essere metabolizzata. Io non so, anche i mediatori, non può essere chiunque, deve essere una persona che conosce i processi anche che sottendono le relazioni di coppia e che sa gestirli. Quindi io posso pensare, allora vorrei una mediazione di un certo tipo, di un primo livello, secondo livello, terzo livello, che questo non è previsto. Però il mediatore dovrebbe essere un pacificatore, non uno che difende, cioè che divide le cose. E qui a volte c'è bisogno di tempo, a volte si arriva alla separazione in un livello di conflittualità troppo alto per poter sistemare le cose in un certo tempo. Però io lancerei questo messaggio, cioè dobbiamo sgonfiare la conflittualità, pensare che comunque rimaniamo genitori, si rimane genitori, ma comunque
dove abbiamo dei diritti, ma fondamentalmente il bambino poi ha la preeminenza. Ecco, questo voglio lanciare come messaggio. Certo. Allora Ermanno, il tempo è scappato via, il tema è estremamente complesso. Sì, credo che ci sia un fondamento di questo DDL, perché effettivamente, al di là di quelli che sono i casi estremi di violenza che ci sono, di conflittualità che ci sono, che poi ricadono comunque sempre sui figli, colpa di uno piuttosto che colpa dell'altro, c'è una disparità di trattamento in questi casi, appunto, che citava Moda, dove il padre è messo in condizione di non poter gestire non solo la possibilità di avere il figlio, ma anche la propria economia in maniera decente. E quindi abbiamo una regola che è spostata più dalla parte della madre e che va riequilibrata nei casi dove è possibile farlo, perché mi pare ci sono casi dove assolutamente non è possibile farlo, perché il comportamento del padre è violento nei confronti della madre, ma ci sono casi dove questa situazione andrebbe comparata. Ma soprattutto credo che debba essere, torno sempre alla cultura diffusa, quindi presentato in sede anche televisiva, radiofonica, giornali, eccetera, una capacità di dire il dramma, sdrammatizzare questa situazione che effettivamente è drammatica, sdrammatizzarla e insegnare attraverso una serie di esempi di vita vissuta la possibilità di continuare la vita da separati pur condividendo dei figli. Questo fa parte dell'informazione che spesso a noi manca e che invece diventa un'informazione conflittuale. Io passo la mattina a vedere tutti i telegiornali e i dibattiti su questo governo. Non c'è un dibattito dove sia costruttivo, sono dibattiti distruttivi. Capisco che bisogna cercare il meccanismo per migliorare la politica, però migliorarla, non peggiorarla. E allora questa è una forma di cultura che deve entrare anche nei media, qualunque essi fossero. E questo naturalmente comporta un diverso atteggiamento delle due parti conflittuali e quindi potrebbe insegnare un'altra strada realizzabile, perché abbiamo visto che poi quanta influenza hanno i media sul comportamento delle persone è veramente enorme. Certo, dobbiamo fermarci qua, il tempo è scappato via. Grazie a Fabrizio Moda, grazie all'avvocata Consuelo Lillo, grazie al dottor Oscar Miotti e grazie all'avvocata Francesca Gislon. Telespettatori, tra poco la nostra rubrica Memento. Come avete visto nel colore che passava, parleremo di inquinamento, ma non solo di inquinamento, anche di pedemontana e altro ancora, tra poco.